questo contesto politico che stiamo vivendo. Il titolo di questo incontro è Autonomia differenziata contro la Costituzione. E quindi vedremo di entrare nel merito. Io vi presento subito gli interlocutori, i relatori, si sente meglio così, e i relatori che sono qui, da Maria Monica Bassan, che è qui alla mia sinistra, che è rappresentante dell'Associazione Giuristi Democratici, e quindi avremo anche modo di affrontare la questione, cioè la proposta, anche dal punto di vista, diciamo, di un giurista, Giuliana Beltrame, che è alla sinistra di Monica, che penso voi conosciate bene qui a Padova, non solo ex insegnante di diritto ma attivista in molteplici battaglie, e che è qui rappresentante dell'associazione, vediamo se lo dico correttamente, Comitato Padova per la Costituzione, giusto? E poi finisco questa parte di qua, Carlo Salmaso, insegnante, anche lui molto attivo in diverse battaglie, la legge appunto di iniziativa popolare, e ancora in diversi incontri protagonista e anche attore su una, diciamo, reazione molto attiva da parte della scuola rispetto alla proposta di autonomia differenziata. Il mondo della scuola, va ricordato, forse è uno dei mondi che si è attivato in modo più forte. E quindi alla mia destra invece ho la rappresentante di CGIL Padova, Marianna Cestaro, che è qui a sostituire Cristian Ferrari, primo invitato. Anche la CGIL ha organizzato anche in diversi luoghi, nonché mi ricordo anche a Mestre, diversi incontri fino alla primavera, tra aprile e maggio del 2019 di quest'anno. Socrates, ho saltato, no? Floriana Rizzetto, rappresentante dell'ANPI Padova, e Socrates Negretto, rappresentante di Libertà e Giustizia. Quindi ci sono diverse realtà. Io chiederei ai nostri interlocutori di affrontare la questione, la proposta, anche con uno sforzo, un tentativo, diciamo, da parte di noi tutti, di collocare quella trattativa nel contesto attuale. So che è difficile, stiamo vivendo naturalmente un momento particolarmente incerto e particolarmente difficile, soprattutto un'incognita. Nei punti che penso abbiamo letto tutti sui giornali che sembrano di questo nuovo accordo, di questo nuovo governo, mi pare, se non erro, io non ho visto di riferimento all'autonomia differenziata. Sesto punto, ecco, mi era sfuggito, e quindi a maggior ragione vale la pena ragionarci, no? E riflettere in modo chiaro. L'attacco, diciamo, di questa trattativa, questa proposta presenta un attacco sincronico su 23 materie che riguardano sia la dimensione che riguardano elementi fondamentali del nostro vivere quotidiano, proponendo una frammentazione, possiamo dire, sia di quelli che sono beni materiali che immateriali. Si va appunto dalla scuola, all'istruzione, fino alle infrastrutture, in una visione che proprio, come dire, spezza, attacca e rivela un approccio culturale che non solo mette in discussione un'idea di paese, ma rivela quella idea che ha di fondo un liberismo, una concezione liberista, competitiva del vivere e della prospettiva politica che vediamo anche nelle politiche di questa regione. Mi permetto di lanciare una questione anche ai nostri interlocutori, perché noi veniamo da un'estate in cui in primo piano c'è stata questa crisi particolare, inedita nelle sue dinamiche. Dobbiamo affrontare questa sera questa proposta a fronte della quale invece c'è una crisi ben più importante che pende sulle nostre teste,
e che è la crisi climatica. Mi permetto di porre anche questa questione perché l'autonomia differenziata in questa regione, nelle bozze appunto della Lombardia e del Veneto in modo particolare, nel loro approccio a queste 23 materie, presenta un'idea di fondo in cui questo tema, cioè la vera crisi, la vera emergenza, non è assolutamente affrontato. E diciamolo pure, questa crisi non può essere in alcun modo affrontata da uno Stato-Regione, richiede altra visione di sistema, richiede altro impegno di risorse, richiede una visione di paese che non può essere spezzettata a bocconi come è in questa, diciamo, trattativa Stato-Regione che vede improvvisamente, diciamo, tramutarsi in una contrattazione, no? Pezzetti di Stato. Inoltre va ricordato che questa regione presenta nelle sue politiche fino ad ora e ancora adesso negli slogan che vengono proposti presenta un consumo di suolo tra i più importanti d'Italia, il secondo dopo la Lombardia. Questo ci rivela che è ben lontana, diciamo, dalle politiche di questa regione una qualsiasi attenzione verso l'ambiente. Gli stessi proclami, gli stessi slogan che sentiamo continuamente rivelano un negazionismo di fondo rispetto alla crisi climatica. Per esempio, questa ideologia delle grandi opere a tutti i costi, non importa poi se siano utili, se siano efficienti, se servano o meno. Per cui noi abbiamo di fronte sia un problema che riguarda la visione di paese e abbiamo di fronte un problema che la richiesta di autonomia parte da alcune regioni che hanno già rivelato bene qual è il loro anche indirizzo e che cosa vogliono fare con questa autonomia e quindi anche la pericolosità, mi sento di dire. Allora io proverei proprio a chiedere ai nostri interlocutori, magari partendo da Monica, anche sul piano quindi come i giuristi democratici hanno affrontato questa questione, come si sentono di affrontare, perché la partita è aperta e mi sento di chiedere a voi tutti la consapevolezza, la lucidità di dire noi siamo in una regione come il Veneto. Il consenso rispetto a questa proposta con il referendum è stato altissimo e quindi abbiamo la necessità non solo di individuare le criticità, questo mi sento di chiedervi, ma anche di individuare la modalità per affrontare all'esterno. Ora, suppongo che questa sera parliamo in una dimensione forse più, come dire, autoreferenziale per certi versi. Però quello di cui abbiamo bisogno è di attrezzarci per poter parlare all'esterno, in realtà. Quindi mi sento di chiedere ad ognuno di voi come affrontiamo, cioè di spiegarci magari alcuni lati tecnici rispetto al tema che voi avete affrontato in particolare e poi anche però di darci un'idea su come proporre un controattacco, se vogliamo, costruttivo, non solo distruttivo, ma costruttivo, che qui va data una risposta. Grazie dell'introduzione, sono Maria Monica Bassan per chi non mi conosce, sono attualmente presidente dell'Associazione Giuristi Democratici e membro dell'esecutivo nazionale della mia associazione. È un'associazione che riunisce avvocati e professori a vario livello di diritto, comunque giuristi, operatori del diritto, persone che affrontano le tematiche in chiave politica con degli strumenti giuridici di interpretazione. Per questo siamo spesso un osservatorio privilegiato nell'affrontare tematiche come questa di questa sera. La nostra è una netta contrarietà come associazione, l'abbiamo già dichiarato in un comunicato che potrete anche leggere dal nostro sito Giuristi Democratici ancora a maggio, no? All'indomani delle prime rivelazioni sul contenuto delle intese Regioni e Stato, perché dopo una bozza di accordo del febbraio del 2018, poco prima che
finisse il governo Gentiloni, era stata raggiunta un'intesa di massima tra 3 regioni, il Veneto, il capofila, e la Lombardia e l'Emilia Romagna, con 2 percorsi diversi, perché il Veneto e la Lombardia e dopo un referendum consultivo, invece l'Emilia Romagna senza aver fatto nessun referendum consultivo avevano iniziato questo percorso con l'obiettivo di arrivare ad una forma, chiamiamola regionalismo differenziato, ma di forte autonomia da un punto di vista di produzione, di potestà legislativa. E dopo questa ipotesi, comunque l'accordo in quella sede era abbastanza ancora, diciamo, un po' di programma, quasi in via sperimentale, e proponeva una sorta di graduazione, almeno questo si leggeva nella bozza di accordo. Se n'è riparlato, anzi se n'è parlato di nascosto da febbraio di quest'anno, dopo che questo tema era stato inserito nei punti di questa, chiamiamolo, contratto di governo, perché così ci è stato venduto, con questa forma anomala di mettere insieme i punti del programma governativo. Era stato inserito il regionalismo differenziato, senza tuttavia che ci fosse stata una condivisione, un ragionamento collettivo, una discussione anche sui contenuti, sui confini, perché l'articolo 116 della Costituzione, comma 3, che lo disegna in astratto fin dal 2001, dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, è una formula molto generica e quasi, si dice tecnicamente, una norma in bianco che non definisce chiaramente il percorso e il contenuto di questa possibile forma di autonomia maggiore che possono invocare le regioni a statuto ordinario, dopo che l'articolo 116 al primo comma dice che ci sono alcune regioni che godono di un'autonomia speciale, le nostre regioni a statuto speciale. Al secondo comma prevede che si possano che le regioni ordinarie possano chiedere con una contrattazione una forma di maggiore autonomia da un punto di vista di produzione normativa. E questo se ne è ritornato a parlare appunto dal febbraio di quest'anno, perché Conte ha, diciamo, riattivato le trattative su un piano abbastanza segreto, perché di fatto non abbiamo avuto una condivisione, una pubblicizzazione e anche una conoscenza degli step, dei passaggi, degli incontri, ma diciamo da alcuni siti di dottrina, in particolare da alcuni osservatori universitari, sono state pubblicate delle bozze di intesa, tra l'altro poi smentite anche dagli stessi interlocutori, fino al 19 maggio, in cui è apparsa quella che sembra essere la bozza, diciamo, ufficiale, e l'indomani i giuristi democratici sono usciti con questo comunicato tecnico ma anche politico, in cui manifestano apertamente la loro contrarietà a questa modalità di implementazione delle autonomie delle regioni. Questo senza voler disconoscere che l'impianto delle autonomie locali è un impianto che nasce dal disegno costituzionale. Non è che la nostra Costituzione non voglia le autonomie locali, lo ha previsto già nel 1947, c'è stato tutto un percorso, un ragionamento politico e normativo fin dagli anni 90 con le leggi Bassanini in poi, insomma, in cui si potenziava le autonomie locali, in cui si parlavano dei principi di sussidiarietà, di, diciamo, maggiore libertà organizzativa, amministrativa e anche di distribuzione delle risorse, soprattutto degli enti che erano più a contatto della cittadinanza. Quindi l'autonomia è un valore e non dobbiamo farci espropriare da questa, diciamo, mitologia del federalismo proposta dalla Lega e da tutti gli altri partiti che in qualche modo inseguono la fama della Lega. Dobbiamo riappropriarci di questi che sono concetti, su cui sono in casa, posso dirlo apertamente, concetti che
sono nel nostro DNA di sinistra, è quello di rafforzare e di valorizzare le autonomie locali. E un altro valore che è quello proprio del nostro vissuto è quello delle differenziazioni. Non deve essere un concetto negativo la differenza. Certo, quando si parla di nord e sud la differenza ha anche connotati molto negativi, pensiamo insomma ai livelli di delinquenza, di disorganizzazione statale, di precarietà nel mondo del lavoro, quindi sono dati di differenze in negativo. Però il nostro territorio è una somma di micro differenze e questo deve essere tenuto in conto anche in un progetto di paese unitario, cioè l'unitarietà che è un valore sacrosanto della nostra Costituzione e del nostro vivere insieme, non deve però annichilire quelle che sono le differenze e non avere paura anche di un processo che tenga conto di queste differenze a livello normativo. Non possiamo accettare questo modello di regionalismo differenziato che nasce da lontano, che nasce dagli albori della prima Lega, che si è riempita, che ha tenuto con degli slogan aperto il dibattito politico, pensiamo quando parlava del federalismo, della secessione, ma anche quando ha fondato lo Stato padano, ha istituito addirittura un Parlamento, una sorta di Consiglio dei Ministri, quindi viene da molto lontano. Però non è stato un percorso, è un percorso diciamo di slogan politici, non è un percorso di maturazione politica condivisa da tutte le forze politiche, perché queste operazioni non possono essere dei colpi di maggioranza, devono essere dei processi che implicano anche un cambiamento della forma di Stato che devono essere condivisi da tutte le forze politiche, non possono essere la prevaricazione di una forza rispetto all'altra. E dobbiamo anche tenere presente e non aver paura di affrontare il problema meridionale. Chiamiamolo questione meridionale, questione del mezzogiorno, ma ci sono alcune problematiche specifiche che vanno risolte, ma in senso solidaristico, non in senso di abbandono. L'idea di questo regionalismo che sta anche diciamo dalle etichette, no? Una secessione dei paesi ricchi, i soldi rimangono a casa propria, no? Queste immagini in cui i paesi del nord, cioè le regioni del nord che sono più benestanti, si arrangiano da sole e il sud se la caverà come potrà, dovrà trovare da solo le risorse per risolvere i propri problemi atavici. Questo smantella un principio solidaristico che è la forza di un paese, non deve essere la debolezza, ma la presenza di regioni forti che possono dare di più deve essere un vantaggio per un paese, non deve essere una preoccupazione, ma deve essere una risorsa da valorizzare. Quello che è difficile invece è trovare il meccanismo tecnico per cui ridistribuire con criteri di equità e di giustizia fiscale. Questo deve essere l'obiettivo quando si parla di ridistribuzione, di giustizia fiscale, che è un bel concetto di cui non aver paura di parlare, di ridistribuire secondo i bisogni dai paesi, dalle maggiori potenzialità ai maggiori bisogni. Questo secondo me è una cosa di cui dobbiamo con forza rivendicare e riportare sul dibattito politico attuale. E riaffermare il ruolo degli enti locali, anzi rafforzarlo, dopo un periodo di immobilismo dettato dalla crisi economica. Si è molto rimproverato a Renzi, che era un sindaco, di aver disconosciuto le esigenze dei comuni che si sono coalizzati al di là del proprio orientamento politico contro lo Stato, perché si sono sentiti depauperati, imbrigliati in norme di controllo del proprio bilancio e incapaci di fare delle azioni positive sul territorio.
Allora, una situazione di emergenza si può capire a seguito di alcune annate disastrose da un punto di vista economico, però bisogna rimettere in moto l'autonomia degli enti locali per ribacizzarli, e questo potrebbe essere una risposta concreta alla rivendicazione di autonomia, che è la scusa per far passare il regionalismo differenziato, che invece vorrebbe creare delle zone di maggior benessere a scapito di altre abbandonate a se stesse. Sui livelli poi di prestazioni assistenziali minime, qui bisogna capovolgere i ragionamenti, quelli che si chiamano i LEP. Non devono essere dei minimi sotto al quale non si possono scendere, ma devono essere degli obiettivi alti a cui tutti dobbiamo tendere, per cui non solo come argine per almeno quello garantire, ma cominciare a ragionare che i diritti devono essere aumentati, non è che dobbiamo continuamente dovremmo, il condizionale è d'obbligo, dovremmo alzare l'asticella dei diritti a cui vogliamo tendere, e quelli dovrebbero essere i LEP che vengono condivisi. E poi l'ultimo invito propositivo che mi sento di condividere questa sera è l'interesse nazionale, che deve essere riempito di contenuti, deve essere il concetto sterile di patria che viene così abnormemente abusato dalla destra più becera, ma deve essere proprio un valore della comunità che deve essere patrimonio di tutti. Allora sì, i principi di unità e di indivisibilità che sono sanciti dalla Costituzione hanno un cuore, hanno contenuto, e possiamo lavorare in questa direzione. Mi fermo qui perché volevo soffermarmi soprattutto sulla parte costi, poi magari ci sono gli altri interlocutori. Grazie Monica. Io passerei a Giuliana. Tu ti sei occupata anche del Comitato per la Costituzione lungamente, e Monica ha toccato la questione fiscale. In effetti lì è il nodo forse cruciale, no? Perché in qualche modo in quella bozza si legge una sorta di secessione fiscale, più che altro possiamo dire. Cerchiamo di spiegarlo. Sì, questo è uno degli aspetti che cercherò di trattare, proprio perché penso sia uno dei nodi. Però volevo ricordare che nel 2001 la riforma costituzionale è stata fatta dal governo Amato, un governo di centro-sinistra. Alla fine, dopo 4 governi Prodi, D'Alema, arriviamo ad Amato, e c'è questo, in zona Cesarini, si diceva una volta, l'approvazione della riforma costituzionale, che viene poi ratificata sotto il governo Berlusconi, perché dopo le elezioni del 2001 sale al potere Berlusconi. Governo Berlusconi che nega a alcune regioni che nel 2003 e nel 2005 avevano chiesto forme di autonomia differenziata, Toscana e altre, d'accordo? Paradossalmente la rincorsa al secessionismo della Lega, che ricordava Monica, viene fermata da Berlusconi, ed è uno dei paradossi che ci troviamo poi a dover prendere in considerazione, perché è sotto il governo Gentiloni che in altrettanta zona Cesarini viene approvato, viene avviato questo percorso da Giancarlo Bressa, credo si chiama, Gianluca non mi ricordo, con l'intesa tra le 3 regioni. Allora anche questo ci deve interrogare sul che cosa fare.
Allora, veniamo al famoso residuo fiscale, perché è quello il tema, cioè uno dei cavalli di battaglia è: noi diamo più soldi allo Stato perché siamo più ricchi e non vediamo perché non dobbiamo invece tenerceli questi soldi per spenderli a nostro uso e consumo. Beh, questa del residuo fiscale è una cosa che nell'accordo prevede che la determinazione del residuo fiscale sia fatta da una commissione paritetica tra Stato e Regioni e che per 10 anni non possa essere messa in discussione se non con l'accordo anche delle regioni, cioè è una norma tagliola che impedisce qualsiasi cambiamento. Ricordo chi ha fatto questa bozza perché bisogna ricordarselo. Allora, il bilancio pubblico determina una redistribuzione tra i bisogni delle persone e dei territori del gettito fiscale. Una prima annotazione va fatta perché dai dati ultimi del 2015 che ho trovato, considerato l'intero settore pubblico allargato a tutti i livelli, la spesa pubblica corrente pro capite è, per quanto riguarda le politiche sociali, di pro capite 4.472 euro al sud e 6.034 euro al nord. Quindi già pro capite al nord si riceve di più. Nella sanità è di 1.606 al sud e 1.960 al nord. Allora, c'è un dato che bisogna tenere presente: quando si fanno i discorsi di redistribuzione rispetto alle condizioni che le persone hanno, età, reddito, condizione sociale, si sta bene, si sta male, si hanno problemi, questa redistribuzione va fatta rispetto a quelle condizioni individuali che le persone hanno, non al dove si vive. Allora, la proposta di residuo fiscale, cioè di riprendersi i soldi, ha come esito che chi vive in una certa zona avrà di più, cioè avrà soddisfatti di più i propri bisogni, e chi vive in altre zone li avrà di meno, cioè quella che è uno dei capisaldi della nostra Costituzione, cioè diritti uguali per tutte le cittadine e i cittadini, salta completamente. Di qui il profilo anche di incostituzionalità della norma, perché ovviamente non è pensabile che a seconda di dove io abito abbia anche, non già come adesso succede perché le differenze sono enormi tra le diverse zone del paese dal punto di vista, che ne so, sanitario. Se io mi trovo in una regione del centro-nord, mediamente ho una garanzia di tutela della mia salute maggiore che se mi trovo in una regione del centro-sud o delle isole. Allora, già questo è un dato di fatto. Se poi aggiungiamo a questo il fatto che ne ho proprio diritto, perché il territorio dove vivo ha diritto ad avere più soldi, salta proprio l'impianto di uguaglianza dei diritti, e questa è una delle cose che secondo me vanno sottolineate. Il dato poi che secondo me è ancora più importante sottolineare è che questo discorso sull'autonomia, che giustamente c'è in Costituzione sia nel vecchio titolo quinto sia nel nuovo,
dovrebbe rivolgersi non alle regioni, così come sono state istituite nel 70 e che sono man mano diventate dei carrozzoni burocratici che vogliono imitare e imitano lo Stato nei suoi aspetti peggiori, diciamo, ma dovrebbero essere intese come autonomie effettivamente sistema delle autonomie, mentre il sistema delle autonomie è stato eroso con la diminuzione della capacità autonoma di azione dei comuni, con l'abolizione delle province, che non si sa bene dove sono finite, se sono finite, non sono finite, se esistono ancora o non. Solo Friuli le ha abolite proprio, no? La Serracchiani prima di andarsene le ha proprio abolite, ma è l'unica regione che lo fa. In tutto il resto d'Italia le province continuano a esserci, non si capisce bene come, perché e che cosa, però esistono, però sono state private dei poteri che facevano parte del sistema delle autonomie. Allora, vogliamo parlare di autonomia? Parliamo di sistema delle autonomie, di ridare centralità al sistema delle autonomie. Mettiamo anche in discussione, a mio avviso, e questo dovrebbe essere un tema che caratterizza anche le nostre battaglie, quelle che sono le regioni a statuto speciale. Quando sono state istituite nel 48, quando la Costituzione è entrata in vigore, avevano senso perché erano regioni marginali, povere, con caratteristiche sociolinguistiche e socio-economiche particolari, e quindi c'era, a parte la Sicilia dove c'erano altri problemi di secessione ante litteram e di problemi di altro genere da tenere sotto controllo, ma avevano effettivamente bisogno di essere aiutate, di essere spinte per guadagnare una, diciamo, centralità nell'assetto complessivo equilibrato del nostro Stato. Ma adesso non è più così, adesso non ha più senso. Allora, facciamo che a tutte le regioni, o meglio, ripeto, a tutto il sistema delle autonomie, a partire dai comuni, vengano dati poteri effettivi e effettivamente praticabili, tra l'altro. Perché capite che quando tra le 23 materie previste dalla bozza delle intese, anzi previste ancora prima nel 2001 dalla riforma, abbiamo i rapporti con l'estero, la ricerca scientifica e tecnica, i rapporti con l'Europa. Capite che non è pensabile che ogni regione, anche se il Veneto ha il suo ufficio a Bruxelles, sarebbe interessante capire cosa ci stanno a fare a Bruxelles i tecnici della regione Veneto. Può darsi che facciano delle cose egregie, ma magari se informassero i cittadini del Veneto di cosa stanno facendo e di quanto si spende per l'ufficio europeo a Bruxelles, non sarebbe male, potremmo chiederlo anche questo, no? È uno degli aspetti che potrebbero essere. Ma soprattutto quando si parla di problemi enormi che hanno a che fare con il disastro ambientale, di cui siamo tutti soggetti ma soprattutto oggetti, perché la decisionalità ci è completamente espropriata, è chiaro che non può essere che ogni regione va per conto proprio. Ci deve essere uno sforzo non solo nazionale ma europeo in questo senso, perlomeno europeo. Allora io credo che quando noi andiamo a parlare di autonomia, sono molto d'accordo con quanto diceva Monica, rivendichiamo
questa capacità decisionale delle persone nei luoghi dove vivono, ma non consultiva, decisionale. La partecipazione è questa che ha come corollario l'autonomia. La partecipazione è legata all'autonomia, l'autonomia è autonomia decisionale, se no non è. Un'ultimissima cosa. Quando parliamo del sud, certamente, e qua in Veneto risulta particolarmente difficile, no? Perché la Forza Etna è nato qua e altrettante facezie di questo genere. Ecco, io credo che noi dobbiamo avere il coraggio di dire certamente le classi politiche e amministrative del Sud si sono rivelate talmente concentrate nei propri interessi che non hanno saputo utilizzare al meglio le risorse. Parlo della Sardegna anche, non solo della Sicilia o della Calabria. Però forse dobbiamo anche ricordare che appunto gli stanziamenti al Sud sono sempre stati minori e che quanto a corruzione, a malversazioni, da Formigoni a Galan non so quanto hanno da invidiare ai vari presidenti delle regioni Sicilia, Calabria o altre. Grazie Giuliana. Io adesso passerei a un altro dei nodi, il nodo sicuramente fiscale. Da lì forse parte tutto, perché segna, diciamo, la secessione in realtà. Ma un altro dei temi che furbescamente, strategicamente hanno posto in primo piano in questa bozza è proprio l'istruzione. E non è un caso, perché forse distrattamente a sinistra non si è capito quanto invece la scuola sia importante, e questi invece sì. E dentro questa bozza ci sta una regionalizzazione della scuola e dell'istruzione che davvero mette in discussione l'intera, diciamo, visione anche di paese, culturale, e discende anche, è conseguenza o comunque è strettamente connessa con questa secessione fiscale. Al che si potrebbe, come dire, dico, un problema anche molto pratico. Il valore del titolo di studio domani, il valore del titolo di studio a questo punto è anche posto in discussione, perché saranno percorsi completamente diversi. Allora, ne parliamo con Carlo che ha dedicato parecchio a questo. Grazie. Inizialmente anche da parte mia un ringraziamento alla Fondazione per aver messo in piedi questa serata. È già la seconda che in qualche modo dedica a questo percorso e tragicamente mi pare l'unica forza politica, partitica, che finora ha deciso di aprire a queste conversazioni. Io, per attaccarmi a quello che mi chiedeva Lucia, partirei da parte del discorso che ha fatto Giuliana prima, perché credo che se partiamo dai numeri poi capiamo anche perché. Partiamo dal discorso dei residui fiscali. I residui fiscali, così come ci danno i numeri partendo dall'ufficio Istat, perlomeno nel periodo compreso fra il 2013 e il 2015, ci dicono una cosa molto chiara, che tenendo conto di 19 regioni e 2 province autonome, perché il Trentino Alto Adige viaggia a marce diverse fra la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, le regioni che hanno un segno più davanti, quindi che avrebbero un residuo fiscale positivo, sono 6, più la provincia di Bolzano. Queste regioni sarebbero Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana, con valori discendenti che sono legati sia alla capacità produttiva ma anche al numero di abitanti che in ogni regione risiede. Poi c'è la provincia autonoma di Bolzano. Questo significa che le altre 13 regioni
e anche la provincia autonoma di Trento, in realtà avrebbero tutte davanti un segno meno. Quindi se entrassimo nella logica che ci è stata proposta, diciamo che in Italia, se si arrivasse a un percorso, e non è detto che sia così, perché tragicamente, oltre alle 3 regioni che hanno proposto le preintese e che quindi hanno un percorso più accelerato, ma già altre 10 si sono accodate, quindi l'idea di provare il meccanismo dell'autonomia differenziata a questo punto tocca un po' tutta l'Italia. Insomma, se si seguisse questo ragionamento, 6 sarebbero le regioni che potrebbero avere di più e tutte le altre ovviamente dovrebbero avere di meno, perché verrebbe completamente meno quel meccanismo di perequazione che la Costituzione ci chiede e che in questo momento, anche in base all'articolo 53, cioè ognuno dà in base a quello che ha, viene redistribuito. Sottolineo in particolare la provincia autonoma di Trento perché è quella che aveva avuto un percorso per decenni sostanzialmente in mano al centro-sinistra, che da poco è arrivata in mano alla Lega e che si era mossa per chiedere ulteriori passi in avanti per la sua autonomia, non tenendo presente che lei ha un avanzo di 2.200 milioni l'anno. Questo significherebbe, da un certo punto di vista, cioè se corressimo nell'idea del residuo fiscale, che sostanzialmente la redistribuzione verrebbe totalmente persa. Seconda osservazione, qui mi attacco di più al discorso fatto da lei. Allora, perché l'istruzione in particolare? Ancora una volta, partiamo dai numeri e poi entriamo nelle specifiche che chiedevi tu. Questi sono dati più recenti perché sono aggiornati al 2017. Allora, quanto costano le regioni allo Stato? Una spesa complessiva di 71 miliardi e mezzo all'anno. Questi sono i soldi che lo Stato gira alle regioni sostanzialmente per venire incontro un po' a tutte quelle cose che sono enucleate nei 23 punti, 20 presi dall'articolo 117 e 3 dal 116, in particolare per salute, ambiente, lavoro, istruzione e poi tutte le altre. Se le regioni che chiedono l'autonomia dovessero avere la possibilità di gestire i loro, fra virgolette, soldi, riceverebbero 21 miliardi e mezzo di questi 71, cioè un terzo. A sua volta questi 21 miliardi e mezzo incidono sull'istruzione per 11 miliardi e mezzo, cioè metà di quello che viene girato alle regioni è una spesa che lo Stato fa per l'istruzione. Allora la domanda diventa perché gestire? Io direi innanzitutto per un fattore economico. La Regione Veneto, tanto per capirci, prenderebbe in mano quasi 3 miliardi da gestire in maniera autonoma. Gestire in maniera autonoma e con un percorso, quello che è proposto nella bozza della Regione Veneto, che non solo andrebbe a disarticolare quella che è la scuola così come la conosciamo nel mondo del lavoro, cioè un tentativo di avere insegnanti propri, pescati da graduatorie proprie, pagati in proprio, dirigenti scolastici propri e nominati, a differenza di quello che avviene finora, non tanto dal Ministero dell'istruzione, cioè da un livello centrale, ma nominati, come avviene nella provincia di Trento, dalla giunta regionale, il che significherebbe dirigenti scolastici sostanzialmente asserviti al potere locale, perché a quel punto a ogni cambio di governo si avrebbe un cambio di dirigenti scolastici, un cambio di programmi, e questo per chi vive nel Veneto, per chi frequenta la scuola, è un percorso che è già iniziato nel piccolo, portato avanti dall'assessore Donazzan. In quest'ultimo anno scolastico si è iniziato un tentativo di storia, lingua e cultura veneta. Io da insegnante pensavo che insomma sarebbe stato abbastanza sbeffeggiato da chi lavora nella scuola. In realtà su 700 che sono le istituzioni scolastiche venete, 120 hanno risposto e si sono prenotati per questi programmi di alfabetizzazione degli insegnanti, che poi dovrebbero ovviamente essere riversati sugli studenti.
Oltre a questo però, che in qualche modo disarticola l'articolazione del lavoro scolastico, quello che più preoccupa è una richiesta di modifica di quella che è la parte che riguarda le norme generali sull'istruzione. Norme generali che hanno una valenza statale, che sono in qualche modo governate principalmente da due articoli della Costituzione, il 33 e il 34, ma che hanno poi avuto sviluppo con tutta una serie di leggi e decreti che hanno valenza universale su tutto il territorio italiano. Questo è stato fortemente voluto nel momento in cui si è arrivati a costruire la Costituzione, cioè si è ritenuto che l'istruzione, a differenza di altri beni comuni trattati nella Costituzione, fosse talmente importante da obbligare lo Stato a istituire scuole di ogni ordine e grado. Qua ci sarebbe un grande discorso da fare, in parte richiamato anche da uno dei manifesti, non so se l'avete visto qui fuori c'era un percorso di iniziative che si sono svolte negli ultimi 20 anni. Qui nel Veneto nel 2002 qui c'è stata una grossa battaglia per cercare di arrivare a calmierare l'utilizzo dei soldi statali per le scuole paritarie. Questa è una delle cose che viene invece richiesta a tamburo battente dentro le bozze. È una delle cose che viene richiesta anche nella non solo individuazione del come gestire questi fondi per le scuole paritarie, ma anche nello stabilire quanti di questi soldi dovrebbero essere gestiti autonomamente dalle regioni. Non solo, si profila un cambiamento che va a incidere soprattutto nelle scuole superiori per quello che riguarda il percorso di collegamento col mondo del lavoro, quella parte che viene chiamata alternanza scuola-lavoro, ormai con un termine improprio perché anche nel mondo della scuola si usa una denominazione diversa, ma viene richiesta come esclusiva competenza della regione, soprattutto nella costruzione di rapporti di apprendistato che in qualche modo con le leggi precedenti un po' alla volta erano stati almeno in parte accantonati, e la possibilità di fornire manodopera sostanzialmente a costo zero alle industrie della nostra mitica regione. Ora, io penso che lo stravolgimento di tutti questi punti, in particolare quello che riguarda la scuola paritaria, perché una scuola paritaria, e qui mi riallaccio a un discorso che faceva inizialmente lei, così come la vorrebbe la Regione Veneto, sarebbe fortemente collegata ai LEP, nel senso che una volta stabilito qual è il livello minimo essenziale che la Regione dovrebbe garantire, il passo successivo è quello di determinare il cosiddetto costo standard, cioè uno studente quanto mi costa, e a quel punto la Regione non darebbe più direttamente i soldi alle scuole statali presenti nel territorio, ma tendenzialmente proporrebbe un voucher ai genitori che potrebbero spendere questa cifra indifferentemente nelle scuole statali o eventualmente nelle scuole parificate. Questo significa cercare di dare un avvallo ulteriore alle scuole parificate. Teniamo presente che nella nostra regione, a livello di scuola dell'infanzia, il 70% delle scuole è parificato, tendenzialmente a indirizzo cattolico, ma non solo. Questa è un'anomalia totale nel panorama italiano, perché le regioni che sono più vicine a noi in questi numeri sono la Lombardia, che però arriva a un 40-45%, e alcune regioni del meridione. In sostanza, a livello di scuola dell'infanzia, forse è stato lo Stato ad essere carente, quindi nel momento in cui si dovessero dare delle indicazioni, è chiaro che le indicazioni dovrebbero anche essere quelle di perequare nelle regioni, e la nostra lo è senz'altro, in cui c'è carenza di questo tipo di istruzione, intervenendo e facendo sì che non succeda quello che succede nella maggior parte dei comuni anche della provincia di Padova, dove se io voglio mandare mio figlio a una scuola dell'infanzia devo obbligatoriamente mandarlo a una scuola parificata perché è l'unica presente sul territorio. Faccio altri due collegamenti. Il primo era con
quando sei partita tu hai detto in questo governo forse l'autonomia prende una via, cioè può darsi che si siano incartati e non se ne faccia niente. Ecco, insomma, tragicamente per bocca di Di Maio, poi resta da capire chi dentro il Movimento 5 Stelle fa da sponda per queste operazioni, ha una posizione che era stata abbastanza ferma, perlomeno nel periodo intercorso fra l'insediamento di questo governo e i primi mesi del 2019 del Movimento 5 Stelle contrario all'operazione dell'autonomia differenziata, posizione che era andata leggermente sfumando negli ultimi mesi. Adesso si è arrivati a un'apertura che è di sicuro connessa col fatto che l'altra delle 3 regioni che ha chiesto autonomia differenziata è l'Emilia Romagna, che è una regione in mano al Partito Democratico, che è una regione che, come lei ha ricordato, non ha fatto il passaggio del referendum. Noi l'abbiamo fatto, tu dicevi, con un consenso altissimo. In realtà il consenso non è stato altissimo, perché le persone che sono andate a votare hanno superato di poco il 50%. Poi è vero che su quel 50% la parte che era favorevole ha un quesito che era totalmente distorsivo, perché non chiedeva mica siete d'accordo su queste 23 materie, chiedeva semplicemente siete d'accordo per l'autonomia oppure no. Insomma, è stato da noi vissuto con questi numeri. In Lombardia è stato un mezzo flop, l'Emilia Romagna ci è arrivata per altre vie, sostanzialmente autodandosela questa possibilità. Nelle parole di Di Maio, e se volete anche nelle parole del PD, c'è sempre stata una richiesta di guardare con un occhio di riguardo all'autonomia richiesta dall'Emilia Romagna, in quanto ritenuta un'autonomia soft perché andava a chiedere meno competenze di quelle che hanno chiesto Veneto e Lombardia, ne chiedeva 15, e un po' per questo fatto ritenuta almeno a livello generale meno invasiva. In realtà, dopo che sono uscite le bozze di maggio, attenzione, è vero che quelle di febbraio erano state smentite, se paragoniamo quelle di febbraio e quelle di maggio non è che ci siano grandi differenze, c'è qualche intervento in più che ciascuna regione ha proposto, ma i punti sostanzialmente sono gli stessi. Nelle bozze dell'Emilia Romagna è vero che i punti sono meno, ma se andiamo a leggerli nel dettaglio sono molto più incisivi. Per esempio, per l'istruzione chiedono una cosa che le altre 2 regioni, cioè Veneto e Lombardia, non chiedono: una fusione fra quella che è la formazione professionale, l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica, governata interamente dalla regione. Questo è decisamente un percorso molto più, fra virgolette, pericoloso, perché sostanzialmente, se andiamo solo a guardare numericamente quante sono le persone che frequentano questi ordini di scuola, sostanzialmente scremando i licei, il 70% degli studenti frequenta questo tipo di istituti, e quindi l'Emilia Romagna in realtà sta chiedendo una gestione autonoma, separata, con un percorso che dovrebbe stabilire lei e non con una caratura nazionale per il 70% degli studenti. Per questo motivo, e qui adesso vado a chiudere, è vero che l'istruzione è stata una delle prime a muoversi, perché in novembre dell'anno scorso parte di quello che poi era diventata la bozza uscita in febbraio era comunque filtrata fuori. E si leggeva abbastanza bene che l'istruzione era sostanzialmente una delle materie più complicate e più invasive con cui avremmo avuto a che fare. Si è riusciti a creare un movimento di opinione che sostanzialmente si è mosso in maniera abbastanza coesa, sia fra forze sindacali che con le associazioni, che ha fatto sì che da febbraio in su si lavorasse d'intesa comune, studiando molto, perché nel frattempo le bozze erano uscite in prima battuta e un minimo si cominciava a parlare di più, trovando degli interlocutori quali sono stati il professor Viesti, che
come documentazione non è secondo a nessuno in questo momento. Non ne abbiamo il tempo, ma sarebbe molto interessante riproporre qui qual è il percorso con cui si stanno cercando anche di quantificare i costi standard in maniera totalmente distorsiva nei confronti delle regioni del sud. E col professor Villone, emerito costituzionalista, con tutte queste persone noi il 7 luglio abbiamo fatto un'assemblea a Roma in cui siamo riusciti a far convergere 120 associazioni che a vario titolo, non solo nel mondo dell'istruzione, c'erano associazioni che riguardavano ambiente, salute diverse e anche altre sfumature, anche quelle di tipo economico, si sono dichiarate totalmente contrarie non solo a questa autonomia che è stata proposta dalle 3 regioni capofila, ma a qualsiasi tentativo di autonomia differenziata che parta da questi concetti, che sostanzialmente tenda a sradicare, perché questo è l'effetto che produrrà, quella che è l'unità nazionale, sostanzialmente portando a compimento non coi forconi e coi fucili come voleva Bossi 20 anni fa, la famosa secessione, ma portandola avanti in punta di fioretto e con interpretazioni che spesso sono al limite del consentito anche del percorso legislativo. Lei di sicuro in questo è molto più ferrata di me, ma solo l'idea di andare a chiudere questo percorso senza una consultazione del Parlamento, senza possibilità di emendamenti, la dice lunga su quello che abbiamo scampato per il momento e quello che però resta ancora in piedi. E quindi quello che io mi sento di dire è che dal punto di vista propositivo sposo le loro due tesi, che sostanzialmente potremmo addirittura far diventare una tesi unica: maggior autonomia, ma autonomia ai comuni, alle municipalità, non tanto un desiderio di autonomia regionale che non farebbe altro che riproporre in piccolo quello che è l'ordinamento statale, stravolgendolo e trasformando l'Italia in una specie di puzzle in cui 4 o 5 regioni, insomma non è un caso che il Piemonte sia arrivato a scimmiottare nella sua proposta quello che propone il Veneto, addirittura dimenticandosi di cancellare la parola Veneto e presentando una proposta in cui si pensa di dare maggiori insegnanti al Veneto nella proposta. Insomma, le regioni della parte alta d'Italia ormai stanno cercando di fare fronte comune su questo. Io credo che averla chiamata la secessione dei riti non sia una valutazione sbagliata e che in un'ottica di nazionalismo, insomma io non lo vedo come per forza di cose qualcosa di negativo, un'unità nazionale dovrebbe essere un problema di tutti quello di non vivere in un'Italia frantumata. Allora, io ricordo che abbiamo anche in ballo un collegamento. Non c'è? Non si può fare, non si può fare. Si scusa Avremmo tanto avuto una Giancarlo, cosa. dopo se ci sono 2 minuti. Ok. Avremmo avuto un collegamento molto interessante con Giancarlo Garna dall'Afghanistan, ma è una cosa molto complicata. Allora, io a Socrates, a Floriana e a Marianna vorrei proporre di ripartire proprio da queste due ultime questioni che pongono due problemi: il riportare l'autonomia più vicina al cittadino è anche una questione di democrazia, cioè autonomia delle città, ma Giuliana diceva prima, significa partecipazione, significa decisione del cittadino. E dall'altra parte la questione che poneva adesso Carlo, giustamente, svelando, togliendo i veli sulla proposta soft, diciamo, dell'Emilia Romagna, che però in realtà si muove sulla stessa linea, e che è una linea comunque, io insisto, di una trattativa di una regione o di un'altra regione con lo Stato che mette in discussione l'assetto. Cominciamo da Socrates.
Grazie Rifondazione, grazie a chi mi ha preceduto, che ha trattato già un quadro abbastanza lucido e circostanziato attorno a quelle che sono le criticità di questo testo. Giustamente Laura poneva un tema non peregrino, nel senso che ormai forze come le nostre, che si sono spese pochi anni fa contro una riforma costituzionale che anzi, per quanto riguardava i rapporti Stato-Regione, andava verso una netta e decisa centralizzazione di competenze, come mai adesso noi ci troviamo oggi invece a opporci più o meno con le stesse forze, con gli stessi argomenti, con la stessa impostazione culturale, in un progetto che sembra andare in direzione opposta e quindi paradossalmente forse più auspicabile, se qualcuno sentiva quello che dicevamo noi all'epoca della riforma costituzionale Renzi-Boschi. Ebbene, io credo purtroppo che di fronte a questo testo di regionalizzazione si nasconda la medesima impostazione culturale che c'era dietro quel testo di riforma Renzi-Boschi, quell'impostazione culturale finalizzata in ultima istanza a redistribuire la ricchezza dal basso verso l'alto, a redistribuire la ricchezza dall'economia reale al circuito speculativo che ha contraddistinto le politiche economiche dell'Italia e non solo negli ultimi 20 anni e anche di più. Per quali ragioni? Anzitutto, questo testo di regionalizzazione si fonda sul presupposto abbastanza lampante secondo cui se un territorio, se una quota di cittadini risulta svantaggiata dal punto di vista economico, risulta povera, in sostanza è colpa sua. Dipende dalla scarso merito, dalla scarsa efficienza, dalla scarsa capacità che possiede. Questo chiaramente è una vera e propria baggianata, mi fa piacere che soprattutto Giuliana ce l'ha ricordato, quanto di questo svantaggio territoriale dipenda anche dalla mancata allocazione di risorse che c'è in Meridione. Riprendo i dati di Giuliana con un dato in più, ricordando come tra le risorse dello Stato italiano solo il 28,8% delle risorse viene destinato al Mezzogiorno, a fronte di una popolazione che è del 34,4%, tanto più che il presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Pisaura ha ricordato proprio recentemente, l'ho detto in maniera molto chiara, che i livelli di spesa per il Meridione erano e restano più bassi rispetto a quelli per il Settentrione, e quindi emerge in maniera lampante di come non vi sia, o almeno non sia preponderante, lo scarso valore umano, lo scarso capitale umano che sarebbe intrinseco al popolo meridionale, tanto più in un contesto economico dove lo vediamo, insomma, quando un amministratore delegato in una grande impresa guadagna 300 volte uno stipendio medio, stento davvero a credere che ci sia una distribuzione equa fondata sulle capacità, a meno che qualcuno non mi dimostri che un amministratore delegato produce il valore aggiunto di 300 lavoratori. Se è capace di dimostrarmelo, ben venga, ma la vedo un po' dura. Detto ciò, oltretutto, di fronte a questa impostazione culturale, secondo cui chi è povero in fin dei conti non merita neppure quelli che sono i diritti sociali essenziali, che la Costituzione ci dice essere essenziali non solo per la dignità della persona umana, ma anche per il concreto esercizio delle libertà democratiche, per il concreto esercizio della partecipazione democratica, ce la dice lunga di come questo stesso di regionalizzazione si ponga in continuità con le politiche degli ultimi anni e in netto contrasto col disegno costituzionale. Per quale altra ragione noi che siamo amanti, che propugniamo un'attuazione completa del dettato costituzionale, ci troviamo a opporci a questo testo di regionalizzazione? Anche semplicemente per, diciamo così, la svalutazione della rappresentanza democratica che questo testo prevede. Non solo, come giustamente ci ha ricordato Carlo, nel corso del suo iter di approvazione questo testo sta facendo di tutto perché non sia sottoposto a una dialettica corretta dal punto di vista parlamentare, tant'è vero che gli stessi testi sono avvolti in una cortina fumogena abbastanza rivoltante per noi cittadini comuni. Ma anche se andiamo a guardare come questo testo, queste bozze, vanno a stabilire il modo in cui devono essere calcolati i fabbisogni standard che vanno a sostituire la spesa storica nell'allocazione delle risorse per le varie regioni, emerge di come appunto la statuizione, la descrizione di questi fabbisogni standard deve essere attribuita, si vuole farla attribuire a una commissione paritetica Stato e Regione di natura squisitamente ed esclusivamente tecnica, in cui qualsiasi confronto democratico, in cui qualsiasi confronto pubblico viene tranquillamente ad essere smantellato in un'ottica che chiaramente ci colloca in netta ostilità, in netta distanza rispetto a quello che è il dettato costituzionale. Terzo punto. Per quale motivo la regionalizzazione si colloca in un'ottica di concentrazione della ricchezza dal punto di vista economico? Basta guardare quelle che sono le norme relative all'istruzione e basta guardare anche semplicemente quelle che sono le interviste che la nostra famigerata assessora regionale all'istruzione Elena Donazzana ha rilasciato, in cui nel novembre del 2018 ha detto chiaramente, la regionalizzazione è finalizzata a venire incontro alle esigenze del contesto socio-economico del nostro territorio.
Cioè si vuole consolidare un processo che ormai purtroppo è in atto già da parecchio tempo, in base a cui gli studenti italiani del futuro vengono plasmati vengono addestrati sostanzialmente per divenire meramente dei tecnici esecutori legati esclusivamente al culto idolatrico del denaro, legati esclusivamente ad una dimensione economica del tutto sprovvista rispetto a quella che deve essere la coscienza civile, la coscienza critica, la coscienza democratica, che invece dovrebbe essere il caposaldo della formazione pubblica da parte della scuola pubblica, appunto. Quindi lo dice la Donazzano, ma anche nei testi che stanno divulgando di regionalizzazione si parla esplicitamente di come appunto la regionalizzazione della scuola è finalizzata a venire incontro alle necessità dell'impresa, lo si dice chiaramente, si parla anche qui di contesto economico, si parla esplicitamente di parità scolastica, appunto come struttura appunto tutelata dalla regione, che entrerebbe di pertinenza regionale, forse sfruttando anche il fatto che in quel celebre articolo 33 della Costituzione, in cui si afferma che la scuola privata deve essere in qualche modo, sì, può essere in qualche modo tutelata, ma senza oneri per lo Stato. Si dice senza oneri per lo Stato e in fin dei conti però non si dice senza oneri per le regioni. Anche questo è un dato da tenere in considerazione, che forse non è così sibillino come può apparire. E poi in ultima istanza guardiamo anche a quello che è il trattamento economico del personale della scuola, laddove, Carlo me lo conferma, all'interno del testo di regionalizzazione emerge in maniera molto lampante di come anche l'inquadramento contrattuale dei lavoratori dipendenti della scuola finisce per essere appannaggio delle regioni, in questo modo andando a proseguire quel cammino di smantellamento dei contratti nazionali di lavoro, con quelli che sono poi chiaramente i rapporti di forza che ci sono a livello nazionale e a livello locale, a vantaggio, potete ben capire, di chi dispone della forza economica più forte. Quindi queste sono le ragioni che ci rendono lampante, ci rendono evidente di come insomma questo testo di regionalizzazione si colloca in continuità con le politiche degli ultimi anni e hanno sostanzialmente la stessa impostazione, lo stesso disegno economico che c'è a monte. Laura giustamente gli domandava: ma noi come facciamo di fronte a una cittadinanza che sembra tutto sommato persuasa dinanzi a questa narrazione a fare in modo che appunto possa cambiare idea? A me sembra che tutto sommato questo sistema economico, questo stato delle cose non sia particolarmente apprezzato. È vero che il disprezzo verso questo stato delle cose si manifesta per lo più in forme xenofobe, in forme razziste, in forma di sfogo verso i soggetti più deboli. Però partire da questo dato di fatto, che tutte le elezioni e tutti i referendum ci dimostrano, di comunque disprezzo verso questo stato di potere, verso questa distribuzione di potere, credo sia un dato di partenza in cui anche noi con la nostra campagna contro la regionalizzazione possiamo battere. Grazie. Grazie Socrates. E adesso io lascerei la parola a Floriana e poi affronterei proprio il tema anche del contratto nazionale di lavoro con te, che mi pare una questione molto importante. Floriana, tu sei qui anche come esponente dell'ANPI, no? Punterò su quello. Intanto ringrazio anch'io Rifondazione Comunista, visto che già si è occupata parecchie volte di questo tema, e anch'io ammetto che effettivamente altre forze politiche non sembrano così preoccupate o comunque non hanno affrontato il problema. Ecco, io parlo effettivamente, visto che molte cose sono state già dette e con cui concordo, in particolare io vengo da moltissimi anni di insegnamento e di dirigenza scolastica, quindi è chiaro che il tema della scuola mi interessa particolarmente. Carlo l'ha trattato molto bene, mi interessa particolarmente non solo perché è stata la mia professione, ma perché credo che l'istruzione sia uno dei campi fondamentali di intervento di qualsiasi Stato, di qualsiasi paese. L'Italia sappiamo che spende pochissimo, molto meno degli altri paesi, in generale non ha mai puntato né su questo, neanche su una tutela della cultura, e anche questo è uno dei campi, per esempio l'ambiente, in cui invece si parlerebbe di regionalizzazione. Quindi sono campi che mi interessano particolarmente, proprio perché li ritengo fondamentali. La posizione dell'ANPI è abbastanza chiara, anche se ammetto che non ci sono stati degli interventi precisi e specifici su questo campo. C'è stato sicuramente al momento dei referendum, ricordo, non è stato detto ma forse lo ricordate, che la partecipazione in Lombardia è stata modestissima, però di fatto non era necessario il quorum. Quindi il fatto che si andasse o non si andasse a votare, visto che comunque a questo punto andava a votare solo chi era
per l'approvazione dell'autonomia era poca cosa. Nel Veneto, dove era necessario il quorum, è andato non una marea di gente, però quello che bastava evidentemente per avere il quorum. Ecco, l'ANPI, allora c'era ancora l'attuale presidente emerito Carlo Smuraglia, radunò i presidenti di Lombardia e Veneto e concordammo, ma eravamo sicuri di questo, che non si sarebbe andati a votare. In un caso per tentare di non raggiungere il quorum, cosa che sapevamo sarebbe stata difficile visto le pulsioni venete in particolare e la tradizione comunque di presenza della Lega nel Veneto. Nell'altro che comunque non si andasse a votare quello, in modo che risultasse che comunque i risultati fossero modesti. Poi in realtà c'è stata la grossa battaglia, evidentemente il discorso c'era già stata, ma comunque di sostegno a quello che era stata la battaglia per il referendum. Io come ANPI ho collaborato ovviamente col Comitato di Democrazia Costituzionale e siamo tutti un gruppo di associazioni che continua a lavorare per un certo tipo di discorso. In realtà ci sono stati dei punti su cui l'ANPI è molto critica, ma non ha prodotto un documento unitario, anche se recentemente la Presidente Nespolo in un filmato che mi è arrivato ha parlato dell'argomento, ovviamente insistendo sull'attacco all'unità nazionale. Allora quello che mi preme di richiamare, e ha parlato prima Socrate rispetto alla Costituzione, credo che proprio sia questo. Il testo della Costituzione, così come è nato, ha una sua organicità, che qualsiasi tipo di intervento sia stato fatto, dalla parità fiscale, l'articolo 81, allo sciagurato intervento del 2001 nel campo, che ha creato non solo un contenzioso mostruoso, ma che ha dato evidentemente la possibilità adesso di intervenire in questo campo. Tutto quello che è intervenuto, anche fortunatamente siamo riusciti a bloccare sia la modifica del 2006, quella voluta dal governo centrodestra, che quella Renzi-Boschi, ma di fatto fondamentalmente anche quello che è stato approvato, tranne qualche piccola realizzazione, ha creato dei grossi problemi, proprio perché il testo ha una sua integrità, una sua organicità, per cui toccare un punto incide inesorabilmente sull'altro. Non è vero che toccare la seconda parte non infirma e non inficia i principi fondamentali. Lo si è visto proprio, anche se è stato negato dai proponenti, nel caso della riforma Renzi-Boschi. Allora è chiaro che alcuni principi che sono di solidarietà, fondamentalmente di uguaglianza dei cittadini, vengono messi in crisi enorme da questi tentativi che, e riprendo una cosa che ha detto Carlo, c'è sicuramente probabilmente in questo mutare dei 5 Stelle quello che ha detto lui, ma io vedo anche un'altra cosa. I 5 Stelle hanno avuto un successo elettorale prevalentemente al sud. È chiaro che inseguendo il progetto di riforma costituzionale in questo senso e quindi di regionalizzazione, stanno tentando di avere al nord un maggiore indice di gradimento, perché è chiaro che la rivolta, il richiamo alla rivoluzione che il nostro presidente Zaia ha fatto recentemente, l'intervento di Salvini, stanno puntando sul discorso del disagio o della scontentezza del nord, che verrebbe evidentemente privato dei diritti, dei vantaggi che il buon governo delle regioni del nord, poi magari ci sono episodi che dimostrano che buon governo non c'è stato per niente, ma che il buon governo merita, mentre quelli del sud che sono brutti e cattivi, ecco invece è bene che stiano con poche risorse. Allora credo che ci sia anche questo, ci sia l'inseguimento, perché in effetti poi Conte non ne ha parlato nei suoi discorsi, l'inseguimento di questa cosa sia da parte dei 5 Stelle in questo momento di grande difficoltà, evidentemente che comunque c'è, e di tentativi. Lo vedete che ogni giorno Di Maio continua a dire cose, poi se ne rimangia, sciocchezze varie. Ci sia questo tentativo di inseguire la Lega sul suo terreno e di dimostrare evidentemente che non sono diciamo contro le regioni del nord, quindi vedrei anche questo. Ecco, allora ripeto, la omogeneità, la integrità, il corpo unico che è la Costituzione è messo fortemente in crisi da
da questi tentativi. Io non so se si andrà avanti o meno, perché se in un anno e in 15 mesi, 16 di governo, di un governo in cui, un governo giallo-verde in cui la Lega continuava ad avere sempre maggior potere e in fondo a governare la politica dello Stato, se poi non c'è stato un avanzamento tranne questo cambiamento di bozza. Io non so se io non so se poi con un governo giallo-rosso comunque si formerà, ci possano essere possibilità diverse di accelerazione qui. Non so se effettivamente il pericolo è così presente o invece possiamo, non dico stare più tranquilli, ma la nostra vigilanza può avvenire in un altro modo. Però indubbiamente dobbiamo stare in campana. E il pericolo c'è, ripeto anch'io che secondo me sarebbe superata. Vi ricordate che anche nella riforma Renzi-Boschi le regioni a statuto speciale continuavano a restare, sarebbe superata la loro esistenza, perché i rapporti diciamo con i parti di Gaspari Gruber, la minoranza di lingua tedesca è salvaguardatissima, eccetera. Nelle altre regioni, mi pare, del nord non ci siano problemi. Il malgoverno delle regioni e della Sicilia, per esempio, indubbiamente non si è risolto con l'autonomia, si potrebbe intervenire in maniera diversa, sarebbe superato già questo. Ecco, poi d'altra parte io credo che l'Italia, e lo sappiamo bene, nei suoi 150 anni di unità, venendo sicuramente da una storia che ha visto grandi separazioni di tipo legislativo, statuale, a partire dal crollo dell'impero romano, teniamo conto però che ha avuto invece la romanità, quando serviva, è stata anche tirata fuori in un certo modo, che veniva invece da una lunga tradizione culturale, ecco, di unità e di conquiste, anche pensiamo al diritto. Ecco, ci rendiamo conto che noi in 150 anni non siamo ancora riusciti a unire il paese, a dare quel senso, non dico di nazionalismo spinto come c'è in certi paesi o come si vorrebbe probabilmente creare con questo discorso del prima i Veneti, prima quegli altri ancora, ma non siamo riusciti a dare questo senso di unità nazionale e di compattezza di un paese che invece un paese dovrebbe avere, perché solo il progresso di tutto il paese può portare anche in un contesto come quello della globalizzazione, di un'Europa che se non è unita conta pochissimo rispetto a paesi emergenti che ormai sono delle potenze mondiali. Ecco, è evidente che se non riusciamo ad avere uno spirito unitario, ecco, il nostro paese, che tra le altre sapete ancora adesso a livello economico anche nel G7 è quello che conta di meno da un punto di vista ai PIL, è il più indietro di tutti, ecco, se non riusciamo a capire che solo evidentemente con una politica che curi lo Stato è stato sicuramente, ha dato dimostrazioni di inefficacia e di inefficienza. Non è vero però, come si diceva prima, che le regioni hanno dato grande dimostrazione di efficacia e di efficienza e si rischia proprio di sovrapporre un controllo regionale a quelle che potrebbero essere le autonomie locali, le esigenze locali, ovviamente controllate da una legge dello Stato. Io sono convinta che c'è stata l'ebbrezza della privatizzazione a un certo momento, io sono convinta che uno Stato ben governato può garantire una giustizia e un'equità. Ecco, ricordo solo, ecco, dopo la sconfitta del referendum, non è che l'ANPI, come molti dicono adesso, non ve ne siete preoccupati, non è che l'ANPI non si sia occupata, ha fatto una serie di interventi e di incontri sulla non attuazione della Costituzione. Mi permetto di leggere alcuni punti di un intervento del Presidente emerito ed esimio giurista Carlo Muraglia sulle caratteristiche proprio della nostra Costituzione. La profonda socialità che pervade tutta la Carta, la profonda carica di etica che costituisce il sottofondo e il collante dell'insieme delle norme, il fortissimo rilievo attribuito alla democrazia, emergente soprattutto dall'articolo 1, ma anche dall'insieme degli articoli, la precisa concordanza fra diritti e doveri nel quadro del sistema, la ricerca della effettività dei diritti al di là delle singole proclamazioni,
la profonda e sistematica unitarietà del sistema, per cui non ci sono due parti distinte, come dicevo prima, di cui la prima secondo alcuni inderogabile e la seconda più facilmente modificabile, il rapporto tra democrazia, antifascismo e razzismo. Quindi la difesa della Costituzione nella sua unitarietà e nella sua organicità è quello che l'ANPI porterà avanti sicuramente, con documenti che io cercherò di sollecitare e con un'attenzione anche ad altre cose che non c'entrano in questo momento ma che sono pericolosissime. Siccome si insiste sulla diminuzione, è un altro argomento, dei parlamentari, ricordiamoci che questo in presenza di una legge elettorale così come l'abbiamo vuol dire mancata rappresentanza da parte dei cittadini, diminuzione della dignità, del potere dei cittadini, e fondamentalmente comporta uno spostamento che da anni si tenta di fare verso una repubblica presidenziale rispetto a una repubblica parlamentare. L'appello che continua Salvini in questi giorni a fare alla Mattarella per ritornare al voto, che non si capisce perché non ce ne sono le basi giuridiche, va in questo senso, cioè fondamentalmente il Parlamento conta poco. In realtà noi sappiamo che una maggioranza parlamentare, quando viene raggiunta, può formare il governo, anche se poi ci sembra strana la maggioranza che c'è, che ci sformerà, ma di fatto, vabbè, siamo anche evidentemente legge l'amichevole. Ecco questo, quindi cerchiamo, e ci sono anche questi precisi attacchi, e quindi dobbiamo sempre stare in campagna. Io credo che purtroppo la strada dei cambiamenti costituzionali, una volta iniziata, sia difficilmente arrestabile, e dobbiamo appunto stare in campagna, perché finora siamo riusciti anche abbastanza arginali. Non è detto, ecco, perché si diceva prima, come facciamo a pubblicizzare, a rendere popolari questi discorsi quando abbiamo un governo regionale che evidentemente insiste su altri piani, e il gradimento di alcuni partiti che nel nostro Veneto e non solo sembrano molto ampi. Ecco, lo sforzo sarà di tentare di fare il possibile e di dimostrare, è sicuramente uno sforzo enorme, perché di dimostrare che quello che dicono, a partire dal reddito fiscale che non sta così come dicono, sia veramente uno sforzo notevole. Noi ci siamo, faremo quello che è possibile, ripeto, come anche siamo quello che siamo, non è che siamo. L'altro giorno c'era un articolo di Libero che diceva anche i partigiani dall'oltretomba insistono, ecco, quindi noi non siamo nell'oltretomba, ci arriveremo prima o dopo, ma insomma tentiamo ancora di esserci. Allora, siamo giunti a Marianna Cestaro, che ringrazio per la pazienza. È stato più volte evocato anche la questione dell'assunzione e il reclutamento degli insegnanti, regionalizzazione, e quindi in ballo anche la questione del contratto nazionale dei lavoratori, il tema del lavoro. So che la CGIL si è occupata in questi mesi di questa questione, e quindi ti chiedo la posizione anche e la posizione della CGIL adesso, perché noi stiamo parlando di quello che in fondo è accaduto fino a questo momento, di quell'orizzonte politico che avevamo. Adesso si apre forse, non sappiamo ancora, un altro orizzonte in cui però ci sono tutte queste cose sul tavolo, e non sono né morte né cassate, sono ancora lì sul tavolo. Grazie a tutti per la pazienza, veramente. Vi porto saluti di Cristian Ferrari, che doveva essere qui oggi e che non è potuto esserci. Ringrazio naturalmente Rifondazione Comunista per questo dibattito, che è da tenere vicino. è da tenere più vicino, così, ok. Ma tanto stavo solo ringraziando, quindi non abbiamo perso nulla. Allora, scherzo naturalmente. CGIL non solo c'è, ma c'è e non smobilita. Siamo abituati a non smobilitarci al primo cambio di vento, perché purtroppo, lo diciamo sempre al nostro interno, non abbiamo molti amici al governo, insomma, di questo tempo, quindi siamo abituati a non smobilitare. Sull'autonomia differenziata noi ci siamo fatti promotori anche di diversi dibattiti in occasioni ben più complicate di quella che mi vede qui oggi e partecipo, perché qui insomma le posizioni sono
voglio dire un'unica voce, mi sento di poter dire. Noi invece siamo abituati ad interloquire con i nostri lavoratori che sono collocati anche politicamente in questa regione in modo particolare, in modo diciamo trasversale per essere simpatici. Quindi noi ci siamo fatti promotori di dibattiti, di banchetti, ne abbiamo fatti anche qui a Padova verso la fine di maggio, perché l'autonomia differenziata per la nostra organizzazione, per l'analisi che abbiamo fatto, rischia di essere drammatica, soprattutto vista dal punto di vista del lavoro, del mondo del lavoro. Perché? Perché nel momento in cui abbiamo visto che le dinamiche che portano poi le nostre imprese a valorizzarsi sono sempre quelle della svalutazione invece del lavoro, perché di questo stiamo parlando. Mi sentite? Sì. L'autonomia differenziata, così come è stata ben dettagliata e ben rappresentata dagli interlocutori oggi, va ad affossare anche l'unico pilastro che di fatto rende i diritti dei lavoratori unici ed esigibili, che è quello della contrattazione collettiva nazionale. Noi siamo profondamente allarmati da quello che sta succedendo e da quello che i nostri lavoratori veneti rischiano di non comprendere a fondo, perché l'approccio privatistico alla politica e alle dinamiche istituzionali su materie delicate come queste non può essere semplicemente derubricato con un vabbè, ma a noi arriva di più, perché di fatto non è così, e nel mondo del lavoro questo rischia di essere ulteriormente drammatico. Quello che noi proviamo a rappresentare ai nostri lavoratori, e che spero che anche da queste discussioni poi si riesca ad uscire da dinamiche familiaristiche come sono queste e provare ad aprire la discussione, è che in realtà un Veneto ricco ma isolato in Italia non è utile proprio a nessuno. Noi vorremmo uscire da queste dinamiche regionalistiche e poter affrontare il discorso anche relativamente a quella che è l'economia del nostro paese. Siamo stati ridotti negli ultimi mesi a trattare di temi come possono essere l'immigrazione, d'accordo, che fa sempre molto, molto scalpore, quando invece la Francia e la Germania discutono di ambiente, di industria, di come rimanere un continente leader quando hai gli attacchi di Cina e di Stati Uniti d'America che rischiano di mangiarsi quello che è anche stato il tuo sistema economico. Per cui dal punto di vista della CGIL diciamo che abbiamo bisogno di assolutamente riportare il discorso a un livello un pochino più alto, ma anche nei confronti di questi lavoratori, di queste persone che credono di poter star meglio chiudendosi dentro un'ottica assolutamente regionale che di fatto non fa star meglio proprio nessuno. Io vorrei ricordare anche una cosa: è difficile parlare di temi come il residuo fiscale al singolo lavoratore che magari fa proprio fatica a comprendere che cosa significa nel suo interesse anche personale. Però la questione del patto fiscale basterebbe, secondo me, anche isolarla in questo senso. Il patto fiscale non è tra lo Stato e un territorio, ma è tra lo Stato e il cittadino, e questo deve garantire dei diritti a tutti. Ecco, abbiamo bisogno di ripartire da questo concetto, secondo me. Io la faccio anche molto breve perché credo che ormai abbiamo esaurito un po' tutti anche la pazienza. Grazie, io so che magari ci sarà qualche domanda, qualche coraggioso, ma c'è un intervento che mi aveva chiesto prima Beppe Palomba e a cui cedo la parola. Intanto, se c'è qualcuno che ha voglia di fare qualche domanda. Mi metto qua. No, io volevo solo fare il mio dovere e ringraziare le persone, tutti i relatori di stasera, e ringrazio per essere qui. Poi vi devo una spiegazione per quel che riguarda
il mancato collegamento con Giancarlo Garma, che è in Kurdistan, che scava nel tentativo di salvare il salvabile dai tombaroli e dalle razzie di chi finge di distruggere le cose e in realtà alimenta la guerra con un fiorente commercio di furti di opere d'arte, ve l'avrebbe forse raccontato lui. E non entro poi nello specifico di quel che mi ha detto, io sono riuscito a parlargli al telefono, ma c'è un problema di rete sia qui che lì che non riusciamo a superare, il collegamento era veramente misero e lui alle 3 si alza per scavare, ha detto va bene, ne parliamo un'altra volta, ma lui avrebbe voluto parlare anche delle implicazioni ambientali, del fatto che uno degli argomenti che questa autonomia avoca alla Regione Veneto è per esempio la valutazione di impatto ambientale, che significa mettere sotto il controllo di una regione che è la più cementificata d'Italia e forse d'Europa anche gli ultimi lavori pubblici e sottoporre al controllo del potere politico regionale la valutazione dell'opportunità e della sanità di quel che si costruisce. Dopodiché, se me lo consentite, noi come vedete l'intenzione del partito era ed è, abbiamo invitato a questo dibattito solo organizzazioni non partitiche, volevamo sentire il più possibile quella che si definisce la società civile. Però se me lo consentite io vorrei aggiungere alcune cose che forse sulla difficoltà che abbiamo a farlo diventare un argomento popolare questo. Credo che gli argomenti stiano, e lo dico trovando io da comunista e da internazionalista assolutamente delirante che si possa ora parlare di stati-nazione regionali. Già lo Stato-nazione secondo me è un controsenso storico, lo è a maggior ragione l'idea che si possa pensare a differenti livelli di tassazione o magari mi fa venire in mente Troisi un fiorino, cosa per cosa portate, o peggio, più che Marx mi fa venire in mente Gibbon e decadenza e caduta dell'impero romano. Però gli elementi, come diceva la compagna della CGIL, ci sono tutti. Se noi riusciamo a dire alla gente che con responsabilità, scusatemi, bipartisan, perché la riforma del titolo quinto non è stata fatta dalla Lega ed è quella che consente alla Lega in Veneto per esempio di applicare i ticket sanitari più alti d'Italia, che consente di avere la regione più cementificata d'Italia e col più alto tasso di centri commerciali costruiti e costruendi. E in provincia di Padova, tanto per dare un dato che poi la compagna mi confermerà se sbaglio, noi abbiamo un impiegato nella grande distribuzione ogni 160 abitanti e ogni 160 lavoratori, scusatemi, in altri campi, in Germania è uno ogni 800. È la distruzione di qualunque economia questo, e la distruzione anche di qualunque sicurezza sul lavoro, da cui deriva per esempio il fatto che la regione Veneto è una delle regioni col minor tasso di disoccupazione ma col livello dei salari più basso e col più alto tasso di precarietà. Sono tutte cose che possiamo dire e dobbiamo dire. Mi pare che gli elementi ci siano e la cosa ha un riscontro in quello che sta succedendo adesso con l'Ater, perché la Regione Veneto, grazie all'autonomia di cui già gode, può permettersi di inventarsi una legge che nei fatti distrugge non solo il diritto ma proprio la possibilità di abitare, perché esistono solo due categorie al momento per quello che vediamo. Lasciamo stare i furbetti che probabilmente ci sono e che potrebbero essere cacciati uno per uno semplicemente applicando le leggi sull'obbligo di pagare le tasse e di fare denunce corrette, cosa che non si fa e che nessuno fa, ma al momento uno è troppo povero per avere una casa dell'Ater o è troppo ricco per avere una casa dell'Ater. L'idea che io mi faccio è che vogliano eliminarle completamente e magari invece di essere costretti per far favore ai cementieri e al mercato del cemento, invece di costruire ancora possiamo buttare giù un po' di case dell'Ater e costruire qualcos'altro senza impermeabilizzare ulteriormente i suoli ma facendo speculazioni. Insomma, questa cosa qui si può spiegare, l'abbiamo visto con gente che è venuta da noi dicendo io ho votato Lega, non la voterò più perché mi ha fregato con l'Ater. Quindi la possibilità c'è, noi intendiamo farla questa battaglia, intendiamo farla fino in fondo, chi se ne frega, non pensiamo che fare politica significa dire alla gente quello che vuole sentirsi dire o quei sondaggi ci dicono che gli dobbiamo dire per vincere, pensiamo che alla gente si debba dire quello che pensiamo e provare a spiegargli che forse ha un senso e che i suoi diritti vengono difesi in un altro modo. Insomma, io vi ringrazio tutti.
Io voglio solo aggiungere un piccolo appello che è in linea un po' con quello che diceva Beppe. Penso che sia necessario a partire da questi momenti però ricreare delle occasioni che siano in grado anche di parlare ad altri ambienti, e penso anche alla fatica che immagino CGIL possa fare negli ambienti di lavoro, perché se è vero che veniva ricordato il dato, forse quel referendum non ha avuto un consenso reale di tutti i cittadini, però è vero che noi facciamo i conti con una regione difficile, dove certi slogan e una certa, io la chiamo subcultura, un tipo di cultura è passato e passa, e noi dobbiamo avere la pazienza e anche la lucidità, io credo, di tener conto che c'è ancora un effetto trascinamento alla zaia, per intenderci. Pensate alla sanità, non è la sanità migliore del mondo quella veneta, noi sappiamo quanti buchi neri ci sono, lo sappiamo bene, lo sanno bene i malati, eppure passa ancora questo messaggio, quindi dobbiamo avere la fatica, la pazienza di spiegare bene come stanno le cose nei luoghi e di anche proporre una visione alternativa. Io credo una cosa, credo che sia passata una cosa a livello epidermico nella gente. La questione climatica, guardate, la questione ambientale, secondo me, anche nell'inconsapevolezza, sta passando come percezione di un pericolo. E nel momento in cui le persone percepiscono un pericolo, anche scatta qualcosa anche a livello irrazionale, forse. E forse lì è un terreno, oltre che necessario da percorrere, ma forse è un terreno anche di sensibilità che dobbiamo, come dire, coltivare, perché è davvero la questione vera, la crisi vera che dobbiamo affrontare, ed è assolutamente vero che questa amministrazione regionale, come molte amministrazioni locali di questo colore, sono assolutamente dei negazionisti di fatto e sono dei negazionisti culturalmente. Quindi secondo me questo lavorare anche in tal senso, lavorare su questa sensibilità che adesso è anche a livello epidermico, cioè si sente anche parlando con le persone che capiscono che sta cambiando, che sta succedendo qualcosa, cioè si capisce che sta succedendo qualcosa. Anche in chi non ha la netta consapevolezza, io credo che su questo terreno si possa trovare un varco per poi far passare anche molte altre questioni che sono state toccate questa sera. Ringrazio ancora Rifondazione e spero che ci saranno altri momenti insieme. Grazie a tutti, grazie ai relatori. Siamo sopravvissuti.